Sono le prime immagini in esclusiva di una delle scenografie del musical che sta prendendo forma al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso. Arrivate qualche giorno fa, stanno per essere ultimate per permettere ad attori, tecnici, regista, ma soprattutto a Red Canzian di vedere come sta prendendo forma il suo nuovo lavoro musicale. Al Teatro Comunale saremo per 3 settimane, una l'abbiamo già fatta, a montare questo colossal che sta diventando il mio Casanova, un lavoro veramente importante, un musical tratto dal romanzo di Matteo Struccul, una storia che rappresenta la nostra regione, Venezia, la città più incredibile del mondo, è un periodo in cui Venezia era veramente all'apice in tutto il mondo come mondo culturale. Tutto ancora segreto per quanto riguarda testi e partiture, anche se un cenno musicale siamo riusciti a carpirlo. Sarà una Venezia, come dicevo, magica, la Venezia di Goldoni, la Venezia della grande arte, insomma quella Venezia che tutti noi vorremmo ritrovare e rivedere. È infatti nelle immagini che ci sono, perché sono tutte basate su immagini di realtà aumentata le scene, vediamo una Venezia incredibile che ho fotografato e filmato durante il lockdown, che non c'era in giro nessuno, neanche i Coeombino che era, e quindi siamo riusciti a lavorare, poi a intervenire e a farla diventare veramente un qualcosa di magico. Ma e quando sarà pronto? Allora, questo è un colossal che sarà pronto a gennaio, se Dio vuole, e ci ridaranno i teatri a regime. Comunque noi stiamo provando in maniera da avere tutto pronto e soprattutto con la voglia e l'orgoglio di essere la prima grande, grossa produzione italiana, tutta nuova e inedita, a partire dopo questo periodo tragico che abbiamo vissuto tutti e il teatro ha vissuto ancora di più.